Po cuminzare salude a totus e benivenius a custu a su de dus seminarius de traduzione cuncorraus de s'Assemblea Settoriale de Limbas de Assemblea Nazionale Sarda. Custos seminarius dus seus incarreraus su 14 de maju. Eus tentu commenti ospiti a Flavia Floris, chi at fattu unu seminariu unu pagu prus teoricu supra de sa traduzione e sa tradutologia, e a chini non fiat ed interessat a ddu biddu poi d'agatai in YouTube in sa pagina de Assemblea Nazionale Sarda. Nd'approfitto finzas a po nai chi seus registrende, chi custu video puru deus a pòi in YouTube e duncas chi non si fai prexeri a si fai bi in su video, mancai podesi istudare sa webcam. Oi est cun nosu Adrian Martin. Adrian Martin est tradutore, sonadore e cercadore universitariu carelanu. Traballat commenti professori de tecnologias po sa traduzione in s'Universitat Autonoma de Barcellona e in passadu at traballau in s'Universitadi de Casteddu e in sa California State University Long Beach. Commenti traduttori literariu at traduidu a Sergio Azzeni e Pierpaolo Pasolini de su sardu e su friulanu a su carelanu. Commenti presentadori ha fattu po sa Rai Sardigna sa trasmissione Ben cun me, in contu de limbas minorizzadas de sa Sardigna. Commenti musicista ha ripubblicau Los Sombris della Magrana e De Sardegna a California. Traballus de musica carelanu-sarda pubblicaus cun licenzia de cultura libera, Creative Commons. Est parti de Soft Català e de Sardware, assòtzius de attivistas po sa presenzia de sa limba catalana e de sa limba sarda in sa tecnologia. Calincunu atru fortzis ddu connoscit puru poita est bessio palighe annus oi in giornalis in meda in Sardigna, poita fiat bennidu in noi po unu traballu chi si affendi e si fiat attriviu a chistionare in sardu in un hotel e diant straullau, diant nau ca depiat chistionare a Marolli in italianu e custa cosa at girau meda, naraus. Antis de lassare su faeddu Adrià, 'ollu finzas a nare duas cosas in contu de Assemblea Nazionale Sarda e s'Assemblea Settoriale de Limbas. Duncas Assemblea Nazionale Sarda est un assòtziu apartitico ma non apolitico chi traballat po fraigai sa cussenzia nazionale sarda e s'annai po fare de manera chi sardus e sardas cumprendant de si parti de unu populu e grazias a custu potzant traballare parisi po unu benidori mellus in Sardigna. Ans traballat cun varias trummas, una de custas est s'Assemblea Settoriale de Limbas, chi limbas poita su tema chi si ndi occupat funt i limbas de Sardigna, dunque non sceti su sardu, ma finzas su gadduresu, carelanu e is atras linguas de Sardigna, i linguas minorizzadas de Sardigna. S'Assemblea Settoriale de Limbas cuncordat iniziativas po amparai e diffundi custas limbas, po zarremonai, po fare esempiu, custus seminarius de traduzione, chi toccat finzas a nai chi poi ant sighi pustis de s'istadiavi eus torrai a cuminzare in mesa alla Damini, Santu Gaine, cun seminarius prus specificus, naraus in contu de areas de traduzione prus specificas. Po fare atru esempiu, eus finzas strantajau a campagna informativa chi sighit ancora po nai a is scentis universitarius chi tenint sa possibilidade de scriere sa tesi solu in sardu e di adesso una cosa de importu mannu a ddu fare. O candu fiant is elezionis in Sardigna, eus fattu una campagna po domandare is candidaus de impreare sa lingua sarda in sa campagna elettorale. S'ultima cosa de sa S Limbas, poi intrare in sa S Limbas non toccat a essi sozius de ANS. Duncas, chi si interessat a traballare cun nosu,
ma non vesi entrai in s'assozio, potesi mandare una mail, entrai si scetti in s'assemblea settoriale e si potesi aggiudare a strantagiare vinzas a atras iniziativas, a prus iniziativas e prus de importo, prus mannas e prus fortis ancora. Immo Lazio si saludo e Lazio chistionai a Adrià. Grazie Marco, saluti a todos, bosonjo, deu pure su bene benio, esti proprio, ho cominciato in questo, mi intendete bene? Sì? Esti proprio un piacere a essere convidato da voi altros, mi fa di proprio piacere, esti una delle cose presentadas che ho preparato con attenzione, con stima, che intendo che in qualcuna maniera questo esti gli spazi che mi presenti a me. Dunque, grazie a Hans Limbas posso invito. Finza scade, se vi stati a presentata precedenti de sa dottora Floris o sa amiga Flavia e mi piace me da pensare, mesti piace di adero, penso che sia proprio su tipo di attivismo che tocca da fare e quando devo penso a un mondo mello di attivismo e di lingua bio proprio questo, dunque mi fai di proprio piacere di essere noi. E finza spa un'altra cosa che stiamo lavorando in queste disi dal punto di vista accademico, che è questa nozione che forse hai inteso che alcuna orta, dei socchinanta in inglese breathing spaces, questi spazi a un dis linguas minorizadas possono respirare, proprio poi tacca fonti creadas de gente che teni una esperienza simile. Si devo a dare un pago di questo poi in introduzione mia, però una cosa che teniamo tutti in comune, sa gente che si usa in noi, è che si usa forse ad l'umano o non, si usa tutti fuedatori e fuedadoras de linguas minorizadas, linguas subalternas. E dunque ci sono cose che in spazi come ti questo non devo contare, non devo fare esplicito. No? Tornando all'esempio di Marco, devo oggi in noi che nemmos ma da bogai come ti des albergo, nendi depisi fuori in italiano. E questo dona proprio pregei, poi tacca in verità servinti proso iniziativas in sardo e via, in sardo e in linguas minorizadas. Tengo una pariga de ora, no? Un'ora e mezzo, 2 ore a fai questa presentata, a dividere può presentare adesso introduzioni manco a una panica di dopo la traduzione e a posto hai un esercizio piccolo. Prima di commentare, commenti di Marco che qualcuno tiene di bisogno di studiare la camera non c'è questo problema, che qualcuno non tiene di questo bisogno, è sempre un piacere avere le facce di questa gente che ti ascolta, ci dona informazioni da in pezzo di so fatto che ti stiano seguendo, poi tacca sa gente fai di aici pensa conca, eccetera. Dunque può apprezzare e può fare sul ricordatorio finza luego. Un'ultima cosa che io li ho prima di cominciare è che ho preparato una scanta diapositivas che fonti caricate in una cartella compartita. Vos può inviare questo indirizzo in maniera che da stengiai os altri puro. Siccome ci fonti una pariga di ligongios intro, potete in autonomia o berris ligongios in se laboratori vostri. Dunque, questo è l'indirizzo delle diapositivas. Vos serve di incarcare in noi e segui. E questo tiene ancora un'altra spiegazione, è il fatto che
deu in moi apo accicai de compartisi schermu, però a volte succedenti cose, dunque se in caso qualcuna cosa dia andare male, deu mi torno a connetti e potete seguire pure delle diapositive vostre. Ok, mi potete confermare chi diesi si schermo mio? Sì? Ottimo, perfetto. Dunque, bene, questo sottotitolo di questa sessione è Ainas, strumentos e práticas dessa traduzione in sardo. Prima di cominciare, diavolinnai finzas chi po sta parte pratica usa imparare una pariga di programmas, usa imparare in Mozilla Firefox come navigatori, browser, e Telegram po telefonos. Se unendi questo in maniera che qualcuno vuole di scaricare questi programmi in su mentre chi deve essere questionendi, meglio. Non adesso imprescindibili, una traduzione è chi si gaisi sa presentata, tanto questo adesso è registrato, e appostisi quando volesi scaricare questi programmi e fate questa parte pratica. Chi non, chi volesi fare, meglio poi taccaici adesso più interessanti in questa seconda parte. Come te fianendi, si scopo della sessione è di fornire questo insieme di riflessioni e accostamento a pratica dessa traduzioni. Dessa traduzioni ha aggiunto deu, non so chi questo fia in suo programma, ha aggiunto deu digitali, che questo è su chi serriausu sa localizzazione a ortasa, è sa traduzione dei prodotti digitali, e mesti parto chi dia da entrai bene in suo contesto di sessioni di seminari che anzi sti preparando. Dunque, come ti appunavo, prima ho fatto questa breve panoramica di AINA, resursas, nominis, classificas teoricas, eccetera, e a postisi una seconda parte più pratica. Prima di cominciare, questo decraro di posizioni tipico del Chiniseo, Marco già mi ha presentato finza sconfueddo su gentilis e amabilis, che ringrazio. Dunque, posso saltare questa parte. Diaoli riconosci chi poi le caratteristiche mie, de colori dei capelli, del genere, preferenze di orientamento sessuale, eccetera, tutto questo mi conforma da come una persona con unos cantos privilegios. Chi non tengo nessun problema a riconoscere e tengo altre caratteristiche della personalità mia che mi conformano come un soggetto subalterno. Intre questa sul fatto che sei fuedadori de linguas minorizadas, come su catalano e su sardo. Questo mi piace da donare finza poi tacca, come te fianendi, tengo un'esperienza che mi spero che sia da compartita con me de sa gente che stia ascoltando oggi, che è un'esperienza di tutto un insieme di esperienze accapiadas a imposizione linguistica, a sa discriminazione linguistica, eccetera. Dunque, questo ad informare la maniera come ti deu oggi bio is linguas, sa tecnologia, attivismo, tutto questo, penso che di adesso differenti, chi si esperienza mia fia accusa di uno fueddatori di una lingua egemonica, forse di uno di a B, sa realtà di come ti da B oggi. Dunque, mi piace da essere uno soggetto subalterno in sa questione linguistica. Un'altra prevenzione, prima di cominciare, è questa del suo modello linguistico, che questo è a orta già una questione sensibile. Per me, chi posso imparare una visione ampia di fare questa distinzione tra modello che punnanta, che cercanta sa convergenza, e modello che cercanta di ponere in rilievo su particolarismo.
deu in su trabalho miu, ma finzas commenti membro de hardware su chi c'è causa de fai, esti finzas pa una questione de ottimizzazione de risorsa. Se uso pago genti, potevo trabalhar in pago progettos, d'un casacci causa de sighi modellos su prus convergenti possibili. Questo immagino che deusa fueddai de prusu quando eusa fueddai de hardware, deu come individuo chi trabalha con su sardo, ma finza con su catalano, deu seu abituado a trabalhar con modellos linguísticos che siano unitarios, pluricentricos e polimorficos. Questo vuol dire che, in suo caso de su catalano, teneus parizzas istituzioni che hanno creato versioni di una propria normativa, e a me questo mi piace che uno o una valenziana possano scrivere in maniera isoro, rispettando si standard unitario, senza cadere in questo che si reaso a su secessionismo linguistico, poi esiste in su catalano puro e imperanta altre normativas che, per me, da attivista, devo combattere. Poi dare un momentigetto di taulinare su polimorfismo, però poi aggiunto in noi comparai, fai su confronto con l'italiano. Poi tacca, l'italiano, come ti dobbiudeu, è una dei spagolinguas che non è pluricentrica, è sul contrario del pluricentrica, non è monocentrica. Per me questo è importante quando vuoi dare dei modelli linguistici in Sardegna, poi tengo intuito, immagino che questo condiziona me questa visione di come ti dia de PS sa questione di standard in Sardegna. Poi quando tocca su polimorfismo, voglio che c'è un certo grado di ammissibilità de formas sia lessicas, sia in sa sintassi, sia in sa morfologia verbali, che funti ammittias. In il modello che devo impero in catalano, ma finza in su modello che impero in sardo, che è questo della lingua sarda comune, e che cercauso de adattai a differenti bisogni che potevo ottenere se fuedendi sopra mescamenti de hardware. Sì? A volte imperaus un modello plus settentrionali o centrali, a volte imperaus un modello plus meridionali, finza cercando di andare oltre alla normativa che conveni. Questo può giustificare i scioperi che Deu ha fatto finza oggi, può preparare sa presentata se imprendi un modello LSC, poi tacca unitario, pluricentrico e polimorfico. In mai una pariga de fueddos in pizzo del suo marco concettuale de come ti Deu sta questione linguistica a capiare le lingue minorizzate, in si specifico de Susardo, ma finza de altre realidadi. E dunque, Deu faccio sempre enfasi, pongo accento in questa questione di desertificazione linguistica, che è una caratteristica del mondo che stiamo vivendo oggi. Tenemos una crisi linguistica manna. Flavia, in sessioni precedenti, ha donato queste cifre, no? Entre il 50 e il 90%, correggimi se sbaglio Flavia, delle lingue del mondo hanno sparito prima del secolo chienidi. Su sardo e su catalano, le altre lingue de Sardegna e dei paesi catalanos, tenenti probabilità smeda di essi a intro del 90% delle lingue del mondo. Dunque, per me, questo è uno dei elementi critici, centrali dell'analisi mia, della realtà linguistica in Sardegna e in Catalogna. Penso che la questione linguistica deve essere problematizzata. Si deve supponi problemi che a volte hanno fonti visibili. Questo vuol dire di fare una lettura politica della questione linguistica, dunque mi spanta quando
in is analisi políticas de essa questione linguistica non si impara in Sardegna essa nozione di egemonia de Gramsci, no? Poi queste de applicazioni dirette a essa questione linguistica e nos permette di avere sa presenza di ideologie linguistiche. Questo forse si riconosce sa visione mia dai forasa della Sardegna, dunque forse non è informata come tipo di dessi questa dessa gente che stiamo in noi, però da trala mi interessa a me a donare o compartire questa visione che tem giudeo dell'esterno quando castio la Sardegna. Una delle cose che mi spanta è se questo che a orta si serriata o a intendio non nominai come su bilinguismo perfetto, come una aspirazione dell'attivismo in Sardegna. Prima di tutto, poi non esiste in caso di bilinguismo perfetto in suo mondo, può dirsi a suo livello individuale, ma mai a suo livello comunitario. No? Non esistono mai situazioni di parità linguistica. L'esempio più chiaro di questo è che le due lingue più egemoniche del mondo, francese e inglese, comparsi in ufficialità in suo Canada e finza ad inguni c'è una simmetria. No? Dunque non esiste su bilinguismo perfetto, ma finza che esistia da nostro lavoro dei attivisti linguistici delle lingue minorizzate a garantire sa parità linguistica. No? A somanco quando castiudeu sa realidade das línguas catalana, occitana, língua de segni catalana, etc., non teneus o tempo de garantire che le lingue egemonicas siano rispettadas. Questo lavoro lo fa in gli stati, che tenen gli strumenti, tenen i ministeri, tenen gli istituti di cultura, io non posso investire tempo in questo. Dunque, ancora un'altra cosa, in noi, po' mera tempo, l'attivismo linguistico fu rivendicando il bilinguismo, ignorando su chi nos naraiant linguistas de importo, posso fare i nomini, però forse non serve che non si conoscono a forasa, però nos fiam tenendo, attenzione, su bilinguismo è scetti sa fase precedente alla sostituzione linguistica. Dunque, fai attenzione a rivendicare un bilinguismo che non ad arrivare mai. In storia delle umanità, la bilinguizzazione forzata delle popolazioni è sempre servita a sostituire la lingua minorizzata con la lingua egemonica. Un altro punto delle ideologie linguistiche depeus sempre a ricordare che esiste un nazionalismo linguistico, un imperialismo linguistico che sono ideologie dei stati egemonicos può impone le lingue solo. Este lavoro dell'attivismo linguistico identificare, individuare questi atteggiamenti, poi combattere. Ancora di più, quando si usa un oggetto di discriminazioni linguisticas, è un concetto che pieghiamo finza di altri spazi di combattere, come questo del femminismo, is violenzias o is microviolenzias. Poi tacanoso in noi, sa gente che stio in noi, tutti usciamo, i tauli in noi, a imparare questa lingua sbagliata in suo momento sbagliato. No? Questo è un automatismo che scatta da sola e che deve fare certe cose in qualunque maniera scienza quali è questa lingua che deve sciopero. Chi fa questo sciopero sbagliato può essere una cosa banale, può essere che a Tobiao sa cameriera più stupida di Barcellona e non ti vuole donare una pizza, poi ta si fu detto in catalano, può essere che a Tobiao sa albergo più idiota del suo mondo, di Sardegna, ti indivoganta, no? Minacciando di cerrare la polizia, ma tieni pure un altro livello che è più violento, che è questo, ad esempio, per esempio, a capiao a tutte le questioni di lavoro. No? Poi tacca orta a chi fu sa lingua sbagliata, forse questo condiziona che tu tengas a un lavoro o un altro. O finza che tu sei un eletto deputato in un Parlamento nazionale e ti censurano quando imperas questa lingua tua. Tutto questo è discriminazione linguistica. Dunque, per me, tutto questo sono elementi che devo considerare quando fu dato delle lingue minorizzate, de parte dell'ambito dell'attivismo, che è un ambito
istituzionali, eccetera, immagino che può essere un discorso differente. Questo è un esempio che a me mi piace di imparare di una scuola della Catalogna Nord. La Catalogna Nord è la parte della Catalogna che appartiene, che è amministrata del Stato francese, con capitale in Perpignan. Noi da Zerrea su Catalogna Nord, su nazionalismo francese da Zerrea, Pirinesi Orientale. E questa scuola esiste ancora, si può rivisitare, Danti adattata, rinnovata tutta, però anticonservava questo sfueldo che ponevano in su muro per ricordare ai pepios e pepillas che si depinti sciacquai e depinti fueddai francesi. Non nos depi spantare, dunque, che la presenza del suo catalano o in sa Catalogna Nord sti marginali accanto ad estinzioni. No poi tacca fonti annos e annos de politiche, de imposizioni, de violenza e de colonialismo linguistico. Deu, come ti dici, Deu non può fare nessun sforzo per garantire la presenza del suo francese in sa Catalogna Nord, si spazio d'utenidi. Noi stiamo traballo dell'attivismo linguistico garantire questa parità in questo sentito. La proposta che penso che tenga da più sentito dell'attivismo è si focalizzare sulla questione dei diritti linguistici, che io ho lavorato in Parigi con Flavia fino a questo livello accademico, se ho fatto in pubblicazioni in questa andala. Poi tacca sciesi che come le Nazioni Unite i diritti linguistici sono i diritti umani, e questa è una dimensione che deve fare visibile noi, attivistas linguisticos fueddadores de linguas minorizadas. Chi non lo fa noi, questa dimensione ha essere più spago visibili. Questo sciopero de priorizare le lingue non egemonicas è stessa maniera che tenemos noi de garantire esa diversità linguistica in su mondo. Noi, fuedadoras de linguas minorizadas, podemos contribuire a esa diversità linguistica del mondo imparando le lingue nostre, non imparando le lingue egemonicas, questo danta fai fuedadoras de linguas egemonicas. Dunque, questa proposta mia è questa de sa militanza linguistica che io le uso. Da una prospettiva ecolinguistica, che è un movimento mondiale de académicos, de academia, de attivismo, che non ricordano che questo concetto di responsabilità linguistica. La responsabilità linguistica è, ed io ho tradotto del suo manifesto ecolinguista, dunque se scusate che ci fonti sbaglioso, che una persona conosce di una lingua dominante e una lingua subordinata, su comportamento più responsabile e questo deve dare priorità a questa lingua subordinata. È una cosa semplice, meda, chi tiene di sentito, meda, no? Però chi forse si possa potenzia dei discorsi, delle ideologie linguistiche dominanti, a ortasa non arrenesceuso a concepire o a processare bene. Dunque, andando in noi su tema della presentata nostra, i tauli nai attenni comportamenti linguisticamente responsabili in ambito tecnologico. Avete che non sono sicuro di aver formulato questa pregunta correttamente. Chi ci uso che la responsabilità linguistica è a donare priorità alla lingua non egemonica? Come si applica questa nozione di responsabilità linguistica in sa tecnologia? Bene, per me, che faccio parte del hardware, e si scopo del hardware è del hardware e del soft catalano, che sono equivalenti catalano. Per me, l'applicazione di questa nozione di responsabilità linguistica in questa tecnologia è a rispettare su sciopero, un momento, torno a cominciare. Si scopo di questi associati è questo di estrantaggiare un ecosistema di applicazioni liberos, eticos, abertos e responsabili linguisticamente. E stianai che possano essere tradotti in sardo, ma finza in calesi sia tra lingua. E noi abbiamo aggiunto qualcuno
immagine, penso che siano links tutto questo, dunque con hardware se provendi a gizi de traduce noso. A proposito, come ti aponau, non teneuso bastante in mano e robeddosu, può tradurre tutto su chi c'è di tradurre. Dunque, chi biesi, chi ci funti problema senza traduzione dei gizi, se in cerca di collaborazioni si può aiutare a migliorare tutto. E poi, sempre questi prodotti si aggiornano, si attualizzano, aggiungono segmenti nuovi e non potevo stare in fatto, non potevo porre in fatto a tutte queste attualizzazioni. Dunque, è un sacrificio piccolo questo di imparare tecnologie responsabili linguisticamente. Chi posso uno pago fai brulla in pizzo di questo, no? A volte c'è gente a guerrara meda, chi oli già fai sa lotta post indipendenza, eccetera, però forse sì, in questa questione tecnologica tenenti un angolo morto, no? Un punto cieco, sì, mai si comprende. Chi è questo della tecnologia che impara, sa po' mei, sa nozione di questa responsabilità linguistica di adepi guiare i scioperi tecnologici che fa uso. Scendi sempre che meda di questi prodotti che tenéis in si schermo non funti perfetti, non funti neanche questi che imperano di proso, dunque tenenti problemi aggiuntivi, no? Dusceu su Telegram non è imperau meda, teniti problemi mannos in sa questione etica, Firefox puru, però de sa trala nos permittenti de fare scioperi tecnologicos linguisticamente responsabili. Un altro livello di coscienza linguistica di adesso su passo successivo, di adesso a boicottare tutti questi prodotti che non permettono la traduzione in lingue minorizzate. Chi dia può essere un'altra, non se un che si debba fare di aici, se un che dia può essere un livello di coscienza per uso umano. Dunque, now questo, appunto che dia fare questa breve introduzione a questa tecnologia post traduzioni, a poi cercare di fare all'estero e ampio. Ci fonti una pariga di tecnologia, traduzione automatica, da conoscere tutti, traduzione assistita in modo da fuori e risorse. E dunque, a può cominciare quest'ultima categoria che è questa proso semplice da comprendi. Ma fondamentalmente ogni risorsa che esista in paperi, mescamente in digitali, che nos permetta di fare consultas in linea da considerare una risorsa. Su dizionario, o tutti i dizionari che conoscevo, no? Come intendi del dizionario della lingua sarda, de Puddu, ma finza altro che imperauso, tutto questo fonti risorsa. Enciclopedia, finza la Wikipedia, di poter essere considerata una risorsa. Motori di circa, come Google, è un motore, Google è un'azienda di pubblicità, no? Però impera da motori di circa. Ha aggiunto in noi finza correttori ortograficos e corpus, con questo asterisco che in verità non fonti risorse, però può da fare semplice da poter considerare di aici, e deusa fu dai pure prosatrado, però su cross, correttori regionali ortografico sardo, esti un correttore ortografico, e altri documenti language tool, di adesso uno correttori grammaticali. Questi anni che mi dia la praticità di lavorare in un correttore, una versione del language tool po' su sardo, un correttore grammaticale imperata regole linguistiche che sono più avanzate. Dunque, ponai un esempio classico di errori sfaddinas che via podi detettare, individuare un correttore grammaticali, di adesso questioni di concordanza, di sostantivo aggettivo, no? Maschile, femminile o singolari, plurali, tutte queste cose non da rileva da un correttore ortografico, ma un correttore grammaticale sì. A oggi mi pare che non esista un correttore grammaticale, posso usarlo, però di Apple esiste.
poso catalano, con soft català, danti fatto. Rianai, Deus ho fatto, però non c'entro nulla, danti fatto, scompangios e scompangia. È un corpus, è corpus puro, corpus o fonti, potete considerare resursas, questo è un corpus, una collezione, una regorta de testus. Su chi tenéis in se schermo è un corpus parallelo, dove serriaus un corpus allineato a livello del segmento. Dunque, teneus una frase in lingua de partenza e sa traduzione in lingua de arrivo. E dunque, questa è una risorsa utile meda per la traduzione, poi potete subire casi di esempi reali di uso, di impreo della lingua. Esistono unas cantas risorse de corpus poso sardo e oggi da può presentare per la gente che non la conosce. Dunque, prima di tutto, risorse, per quanto tocca a sa traduzione automatica, teneus opzioni in noi puro, la può fare in un momento, però prima mi dia pragide di fare in generico. Attenzione che è facile a si lasciare tragai delle discussioni in pizzo della qualità di questa traduzione automatica, di poter fare, però prima di tutto una nozione fondamentale è quali è impreu che vi volete donare a questa traduzione automatica. In questo sentito, due scopi fondamentali in sa letteratura, in sa bibliografia accademica, assimilazioni e disseminazioni. Di adesso, chi io les imperai sa traduzione automatica può comprendere i contenuti, assimilare, sul livello di qualità del suo traduttore automatico può essere basso. Non serve di chi sia perfetto. Invece, chi tu o les imperai un traduttore automatico può pubblicare testi, dunque può disseminare informazioni sul livello di sa qualità della lingua, depende per usarlo. No? Dunque, teneus bisogno in impreus dessa traduzione automatica poi scopo della disseminazione, teneus bisogno di intervento umano. E questo intervento umano lo fateus fondamentalmente con due processi. Questo della pre-edizione, prima della traduzione automatica, e a postisi, questo della post-edizione. Fatemi spiegare bene i taulinai questi processi. Chi deve tradurre un testo con traduzione automatica, con un processo di pre-edizione, posso semplificare il suo testo, può bogare ambiguazioni, può correggere errori che ci siano in originali, in maniera che la qualità della traduzione automatica ad essere già superiore. Se chi deve preparare su testo prima della traduzione. Proprio cosa con sa fase apostisi del suo traduttore automatico. Una volta che questa traduzione automatica è stata fatta, poi si scopre di disseminazione, un professionista o una professionista deve correggere questa traduzione automatica per fare certo che non ci siano errori. Ok? Un'altra nozione che vi è interessante a conoscere quando fu dato di traduzione automatica è questa tecnologia che c'è ha fatto. Poi che non tutti i traduttori automatici funzionano da questa propria maniera. Innanzitutto teniamo a regulas, la traduzione automatica basata a sopra de regulas. Questo è un esempio di un traduttore automatico reale, eriseu preparando questa presentata, se andavo a piegare questa cattura del schermo, di un traduttore automatico catalano-sardo. Non so che riesce a capire bene su chi c'è scritto? Sì? Potete leggere, potete identificare qualcuno fueddo, e può sparire di chi sia da questa cattura, o identificare. Arziai sa mano o attivare il micro. No, scusa. Tanno io so legenne papiru, vino,
codiche, pane. Cioè, a manca bisogna sparare in catalano, a mano destra si spara in sardo. Giusto, esatto. Dunque, a questo funti a regulas. Questo è un traduttore basato a sopra le regulas. Quando tu agattas B in catalano, devi imparare binu in sardo. E chi biesi, in sa propria riga, onde c'è scritto binu, c'è pure una N, questo è il nomini, un sostantivo, c'è pure una M, de maschile, noi invece si agattare una F in altre situazioni. Questo è un traduttore basato sopra le regole. Su vantaggio è che non serve nulla per un traduttore automatico basato sopra le regole. L'unica cosa che serve è che attenni qualcuno o qualcuna che tenga da conoscenza di ambas linguas e possa scrivere queste regole. Binu, papè, paviru. Sì? Chi esiste di questa persona e tieni tempo di fare questo traduttore, ora puoi creare un traduttore automatico. E in questa regione, grazie a Sasaki, oggi esistono 13 traduttori dell'italiano a sardo, del catalano a sardo e del sardo a su, e poi mi disavviscare su catalano o italiano, non mi ricordo. Ed da può dare in un momento. In ogni maniera, questo funti a regolas. Un'altra tecnologia per creare traduttori automaticus è questa che è basata sopra del corpus. E Deus fu dato un minuto a noi, un corpus è una collezione di textos allineados in segmentos in lingua di partenza e segmentos in lingua di arrivo. E questo succede che se commenti de corpus de questo tipo con la presenza di questa tecnologia, questi corpus sono sempre stati crescenti, quindi sono stati sempre di più, e con il progresso di questa tecnologia sono lompias sistemi che permettono di allenare, di cercare patterns entre questi corpus per creare tecnologie di traduzione automatica. In verità, tutta questa tecnologia automatica entre gli anni 2000 e fino al 2006, più o meno, tutta questa traduzione automatica usa per parte fia di base statistica. Adesso 2006 fino a oggi c'è un altro tipo di tecnologia che si chiama neuronali e che ha proprio portato questo concetto di questa traduzione basata sopra del corpus a un livello superiore. Po' unas cantas linguas, non po' tottus, poi le lingue non egemonicas, non è questo caso. Però, po' da fare corsa, su chi si chiama oggi tecnologie neuronali, fonti o traduttori automaticos fonti po' sopruso traduttori neuronali. Poi quanto tocca questa traduzione assistita, questo è più specifico di ciò che fa uso noi, traduttori e traduttoras imparano tecnologie di traduzione assistita che ci aiutano a questa traduzione. In noi non c'è traduzione automatica, la potete connetti chi io le uso, però i traduttori e traduttoras lavorano con strumenti specializzati che si basano a sopra del concetto di ripetizione e corrispondenze, no? In maniera che potete tradurre più all'estero e riapprofittando quanto potete delle traduzioni precedenti. Per fare un esempio banale, chi stai traducendo in un documento lungo meda e e prima devi tradurre una frase come press the on button to turn the TV on e tu traducevo in sardo, no? Ma seguendo con questo lavoro e luego arriva da un altro segmento che è simile meda, però cambia scetti d'uso fueddoso, press the off button to turn the TV off, come TBS, queste due frasi si assimilano a meda, che imparano tecnologie di traduzione assistita, su programma nos avvisa, nos allerta, ehi, se già hai portato una cosa
simile in passato, forse invece di tornare a tradurre da zero, potete approfittare su che si traduce prima. Con questo creiamo base di dati che servono memorie di traduzioni. E scusate questa digressione, io non pago specializzata, però questo ha tornare utile a posti quando fu dato di quali memorie tenuto a disposizione per usarlo. Dunque, non voglio spantare in suo sentito catalano, come si narra, non voglio che nessuno entra in panico in noi, vedendo questa cattura, però questa è una memoria di traduzioni, è un database, una base di dati che avevo creato Eriseo in un momento, può fare dire come si vede i testi una memoria di traduzioni. Faccio la propria domanda di prima, potete identificare in noi segmentos in sardo e in inglese? Lisandro, tenesi sul microfono aperto, lesinai qualcuna cosa? No, scusami. Azzecai, vero, azzecai. Grazie. Chi viesi, c'è una parte di questa cattura che è i codici. Si vede poi che fonte imperendi questi angolus, no? Su primo codice che agattato in questa cattura è TMX. Su deduso è body. Sa de 3 linea è TU, Translation Unit, è voida, e sa de 4 è TUV, Translation Unit Version, in lang, base lang, IN, English. Dunque, sul primo segmento della memoria è press the on button to turn the TV on. A postisi, benedi sa traduzione Translation Unit Version, in sardo, tocca su bottoni on, o a luci su televisori. A postisi benedi sa barra TUV, questo vuol dire che serrauso sul primo segmento, e so veridi un secondo segmento, che è press the off button, ok? Non si preoccupate che non sei seguendo i meda, a postisi a berri meda memoria di traduzioni e usa consultai, usa fai consultas in memoria di traduzioni veras. In moi, now questo, quali di queste tecnologie teniamo a disposizione per traduzioni de o a usarlo? Per quanto tocca agli strumenti di traduzione assistita, poi sbagliavo in noi, scusate, da serreo tao in catalano, traduzione assistita del ordinatori di ADPS in sardo o elaboratori di ADS TAE. In ogni maniera, teneus un strumento che è serreo Omega T, che do consiglio scelti che c'è qualcuno che deve lavorare meda in traduzione. Chi non, forse sì, no, non serve. Poi mi interessa a donare visibilità a Omega T, poi che è un progetto comunitario, libero, etico, creato da traduttori, po traduttori, e che richiede di partecipazione della comunità po do tradurre. La versione attuale 6 di Omega T è in sardo, cada portata deu, mi pare non so che Flavia pure o qualcuno ha partecipato, però non si è fatta a porre in fatto a questa traduzione, dunque è un pago obsoleta. In ogni maniera, che qualcuna persona stia a disponimento, fa dei amici che tenete bisogno. Mi ponai, first steps, c'è scritto in noi, questo vuol dire che c'è bisogno di tradurre questo segmento. Tenemos un altro strumento di traduzione assistita, che è il MadeCut, che è un strumento basato sopra basato in navigatori, dunque non serve a installare nulla. Non è a disponimento in sardo, però può funzionare. Dunque,
hai visto che si è partito la sezione di traduzione assistita, dopo sartada o non pago, dopo brincata, che qualcuno tiene bisogno di altre informazioni su amici. Poi quando tocca ai risorse, sposta traduzioni de o a su sardo, tenete su correttori ortografico cross, che però a proposito, questo approfitto per preguntare, mi pare che non sia funzionando questa versione dei navigatori, potete fare questa prova, che avrei su cross. Oh. Aí c'è come ti deve funzionare assai spesso su cross, però in tre riseu e oi a barra da sempre pensendi. Scusa Adria, Eia. no andata su cross già di ora a me, da punto a varie gira, sa forse si chiesta icci, difatti si su i santi consillau esti de dus carriai, noi a da retta c'è sti scarica sa versione del suo correttore, non scio commenti chiesti sa proprio cosa, Deus vinza sa regionau intro dell'imba sa proprio po comprendi chi esti chi sighi di questa cosa e fai in maniera a mancare de tu vuoi tornare a sentai chi ha tento un problema di questo tipo vinza sa sul dizionario de Voodoo se sti free mouse de più cercare quattro legami le punti a ina sa de importo umano po isamantioso su dessa limba ecco. Sì, sono d'accordo, grazie Marco. Difatti se questo chi castiamo sa licenza, sti licenza nu a GPL, questo l'inai chi può tornare a essi imperata, dunque hardware di adesso interessata a me, chi tenesi propostas. In ogni maniera, esti beruca su dizionario ha ditento una cosa simile, esti arrutto poi tacca sul sito a un defia alloggiau Sardegna Cultura che non sbaglio non funziona da prusu, però sì che funzionare questo de Sardomo d'editoria. In suo caso de su cross esti a Simbessi però, poi tacca questo esti sul sito de Sardomo d'editoria e non funziona da prusu. Dunque, questa situazione sti leggia, sti pessimo hardware uso iscritto una lettera pubblica de critica a sa regioni, posso fatto che non spari di incomprensibile in un momento come questo potevo prescindere dai strumenti che funzionano e che antipigau di nai meda o sforzi meda o funzionai chi da poter subire in una luce più positiva è vero che esiste di suo complemento per LibreOffice e chi non conoscesse LibreOffice incoraggio a tutti a imparare LibreOffice, a scaricare LibreOffice estetico, aperto, libero, multipiattaforma, questo è chi da può imparare a prescindere chi imparare Windows, Mac o Linux. Gli utenti di Linux non possono imparare Microsoft Office, però possono imparare LibreOffice. E una di vai a uscire chi dopo devo finza tradurre in sardo, no? Che è la stessa cosa bella. In modo non potevo che non tenevo manos e schrobedo bastanti. Sì. Dunque, l'installazione di cross in LibreOffice non da può a contare oggi, che mi pare di facile, però chi tenesi dubbi preguntai, fue dai però de altre opzioni. Sì. Po quanto tocca a corpus, teneusu cose interessanti sposo sardu. Vos incoraggio in moi a oberri Opus Corpus, che scio che tenete un nome in un pago strano, per essere un progetto bello meda, di interesse, che funziona da meda temposu, si occupa da uno cercatore di un'università di Scandinavia. Vos pregunto chi o lei, tutto questo fonti testusu, che fonti regortusu de internet. Chi non tiene problemi di licenza, dunque fonti testus con licenze liberas. Come ti easy, tenemos Open Subtitles. Open Subtitles è un sito di compartidura di sottotitoli creati dagli utenti. Dunque, chi gli utenti traducono i sottotitoli da inglese o a sardo e los pubblicano, Opus Corpus
ad arregolli questi textos ed usare a pubblicare come corpus. Sì? Altri textos, in noi teniamo DGT, che nessuno uscita sia la DGT. Questa è la Direzione Generale delle Traduzioni dell'Unione Europea. Siccome teniamo canto linguas ufficiali in Unione Europea, mi pare di che non sbaglio 24, poi tacca Eriseu, anti-refudau ancora una volta su catalano, maledigios e maledigias, però se usa 24, che non sbaglio, però tutte queste 24 linguas producono un corpus multilingue che è pagato de nosu come contribuenti dell'Unione Europea. E dunque, su progetto corpus, dus pigada, dus allineada e dus poni a disponimento. E poi, voi può preguntare di andare sul sito web di Opus Corpus, cercare una combinazione linguistica ordinata da source e target language e cercare di agattare corpus parallelus posu sardu. Canto fueddosu pensaisi che esistenti a disponimento possa combinazioni, possa prova linguistica inglese-sardo in maniera libera. Funti 1,25 milioni de frasias, 2 milioni de fueddos in inglese, 3 milioni de fueddos in sardo. Dunque, è un corpus mannu dell'inglese a su sardo, su chi potete scaricare de Opus Corpus. In noi cesti ponai Wikimedia. Sa Wikipedia è un'enciclopedia libera che potete tradurre dagli utenti. Dunque, se chi deve tradurre un articolo dell'inglese a su sardo, Opus Corpus da allineare e da pubblicare come corpus a disponimento, pochi si sia. Che nessuno conosce di italia da NLLB. No. Grazie, Gloria. Questo è No Language Left Behind. Bossona da questo progetto? Flavia, se ti chi è? No. O le sinai qualcuna cosa? No, più non dice mi sono da, però non mi ricordo bene quando fia da nascere, penso una varica di anni oggi, e fia da un progetto umano che è interessata però non c'è ti usardo ma tra le lingue minorizzate e in questo ambito poi esti nasce su traduttori, quindi su traduttore automatico di Mint inglese o sardo che non mi sbaglio. Giusto, questo è un progetto mano mera che ha incarrerato Meta, l'azienda ha fatto di Facebook, seriato No Language Left Behind, dunque nessuna lingua deve varrare a goa, e anti pagau a mera traduttori e traduttoras unas cantas dei scali fonti oi noi in questo atobio, può tradurre fueddos dell'inglese a su sardo. E biesi che esti saprus parti manna del suo corpus, Isso su antifruni mera traduzione. Sarduer puru, sarduer adi, segmenti tradugeus mera dell'inglese a su sardo, eus contattau Opus Corpus e diseus donau su corpus con su chi fiaus traballandi. Castiai, in moi podei esibiri che intraise a sarduer e incarcaise a sogu, vos adi a fai biri una mostra de
su corpus de hardware inglesu sardu. Come ti appunau, questo è utile meda quando sei traducendi, poi non servinti, si servinti esempios de textos verus, realis, che esistono già, no? Come ti hai tradotto, come ti sei traduce in precedenza detect in sardo, no? Chi non mi donara su dizionario de Puddu, non riuscivo, adesso ponendo un esempio, posso andare a una memoria di traduzioni, come ti questa de Opus Corpus, e cercare detect. In inglese, può dire che se si imparò in precedenza, in passato, se si imparò sul verbo rilevare. Ok? Bene, questo può quanto tocca ai corpus. Hardware puro tenemos as nostras memorias. Que andais a hardware.org memorias, questi assunta de resursas, memorias e traduzioni, a sapere che in noi teneus memorias in formato TMX, questo linguaggio che vi ho mostrato prima, questo con i angolus e i codici. Tutto questo sono le memorias de hardware. Che sempre pro mancanza di tempo facciamo fatica a mantenere attualizzate, fadeus su chi podeus. Però di teneus, vedete, ognuna po' ogni progetto. Mozilla, deus traduce, Jitsi, deus traduce. Dunque, chi vi serve di ponai, devo traduci Jitsi crasi, potete scaricare questa memoria di Jitsi, poi vedere come ti deus fatto in precedenza. O chi depesi crasi traduci un altro sistema di videoconferenze, potete andare a piegare, a vedere come ti deus traduci un oso Jitsi, poi vos straviai tempus. C'è una di memoria che si chiama hardware tottu, che vedi che è mera prosmanna dai atras, questa è 20 megabytes, i atras sono manco 1 megabyte, no? Hardware tottu contiene tutte le traduzioni di tutti i progetti che io traduco in storia in 10 anni di hardware. Dunque, questa è prosmanna, pesa la meta. Però, quindi, oberreus una, ponais a primo, incarcando il sottotitolo, vedete che dopo deus leggi da Firefox. Dunque, in noi, chi devo vedere come si traduce download in sardo, devo vedere che in noi c'è download e in su segmento a sotto c'è scarica. Sì? È chiaro? Sì? Ok. Ando ancora pago. Pocanto tocca la traduzione automatica, teneus Apertium, che mi ha detto che si conosca da pago a intro de Hans Limbasa, chi non lo conoscete, vos incoraggio in moi ad aberri apertium.org, potete cambiare la lingua dell'interfaccia, da potete porre in sardu, e potete scegliere 7 custas 2 o 3 combinadas, crobas, italiano o catalano, con caso sardu, o sardo conca a, non mi ricordo, su catalano penso. Potete fare finta scala una prova. Insomma, mentre chi fate provas, vos naru che sempre come le cose che fate con hardware aperti o messi libero, codice aperto, etico. Questo vuole dire che hai zagatai noi finzas aggiuadenos a migliorare apertium. Olinai chi agatai se qualcuna cosa che non è giusta, da potete comunicare. Difatti, se sanno passato, sanno colau, e uso ricevo un messaggio che naraia in sa posta di hardware. Apertium traduce di costo in maniera sbagliata. Devo castiau e uso implementau sa versione nuova e poi donare a sa maniera giusta.
Un'altra cosa toga meda de Apertium est custos d'uso buttonis. Podeus tradurre documentus che teneus offline e fins a sitos web. Questa cosa è incredibile. Dusciu ca con i giochi delle lingue egemonicas non è nulla. Però è una cosa spettacolare che con un traduttore automatico fatto con sforzi volontari, posso pruso, ed è codice aperto, possa tradurre siti web. Difatti, la prima cosa che ho fatto quando ho pubblicato Apertium Italiano Sardo è stato andare a suo governo della Sardegna a Nai. Ehi, in noi non ti serve di neanche a tradurre i siti istituzionali, che di ADP si sa cosa ideali. Però chi non dopo si fai, poi te non ponisi un ligongiu a Apertium in maniera che gli utenti che vogliono possano bere i siti della regione in traduzione automatica, seguendo su chi io ho fatto con su catalano in Isanos 2000. Sì, Gloria. No, una domanda, come te bilassese di mandato a questa regione? Cioè, l'ha mandato una mail, per curiosità, se voi hanno risposto? No, no, mai. Ma finza di da traslittera che io ho inviato, l'unica cosa che una pariga di anni fa, se usando, nos hanno convidato a Flavia e a Mimmi di questa regione, poi fu dai de traduzione automatica e siti istituzionali. Spero ne uso tento a trascomunicazione. Bene, un'altra cosa che voglio annai è che Flavia da già inventovata è un altro, oggi teneus un traduttore automatico neuronali, dunque la tecnologia di ultima generazione, posso usarlo e questo è un passo incredibile che mi spanta o mi azzecca da commentare da Lisandro che non sia da uso connotto. Si seria Mint, dopo da Iseoberri, è una piattaforma che potete usare che è ancora in fase sperimentale e si sta sviluppata da Wikipedia e hai sapere che quando depeso scioperaio uno translation model, vi che in noi c'è scritto NLLB. Dunque, grazie a questo fatto che esiste su corpus No Language Left Behind the Meta, Wikipedia si posta a creare traduttori automatici per tutte queste lingue, finza su sardo. Dunque, noi non siamo per uso limitato, non mi piace di dare una idea, però non ho fatto il giusto, non siamo per uso limitato a Apertium, poi potete tradurre in qualsiasi combinazione dei presenti in Mint con su sardo. Eia, sul livello di qualità do scio che può essere deludente, però a ricordarsi di questa distinzione che ho fatto su comincio. Quando tenete bisogno di pubblicare un testo, non serve un intervento umano. Se questi tipo comprendi un testo, potete imparare perfettamente o aperti. Ok? Devo lascio fare di prove, voi intendete liberas de fare prove. Insomma, eia, Gloria. No, scusa per sar di mannasa, però Mint e Apertium usano due scorpor differentes, quale traduce mensus, quale mensus de usare? È una domanda perfetta, poi ma vedo che questo doveva spiegare prima. Mint è traduzioni neuronali. Apertium è traduzioni basate sopra le regole. Nareuso che i regulas sono una tecnologia proprio rudimentaria che possono idearci, però è proprio controllabile. E chi ha gattato un errore in dizionario italiano-sardo, lo corriggeuso e basta. Chi ha gattato un errore in suoi traduttori neuronali di Mint, non tocca nulla, poi che non scieuso, ogni volta che si allena da funzioni nuove su traduttori, forse sì, stai soluzionando qualcosa nello specifico, però poi si rovinando un'altra cosa. Dunque, combinadas linguísticas
de linguas serentes, come sardo-italiano, sardo-catalano, Apertium funziona bene meda. Po combinazioni linguisticas prusu attesu, come inglese o sardo, forse si conveni di tecnologie neuronali. Grazie. Ok, grazie a tutti. Foi dauso in moide due programmi che esistono in sardo e nos poneusu a tradurre. Prima di tutto, Mozilla Firefox. Chi non lo teneisi, Mozilla Firefox tiene di problemi, finzas eticus, eccetera, però è l'unico navigatore che potete imparare oggi in sardo. Difatti non serve in mano e scrobeddo che ci aiutano a mantenere questa traduzione. Dopo potete scaricare incaricando in questo ligongio, dopo potete porre in sardo incaricando in questo altro ligongio e questo mi pare di facile meda e potete fare e in proso sei gente già convinta, no? Dunque forse non imparare già. Un'altra cosa però che io lo fai visibile poi tacca non si conosce è stica nosu de hardware e uso piegare su cross, poi tenete licenzia GNU ed uso posto come complemento de Firefox. Dunque, oggi potete connetti cross con Firefox. Olinai, che sei iscrivendi un testo come questo che vi faccio subire in schermo mio, questa è una cattura di quando fia editendi a Wikipedia, in moi incaricando con su bottone diretto e attivando le opzioni check spelling o controlla ortografia, devo ottenere questo sottolineamento a rubio che mi dona fadinas quando stavo scrivendo in sardo e mi dona finzas alternativas giustas. Sì, Marco. Ti voglio domandare una cosa, questa prova di accappiare su cross da si fatta quando già su cross tenia da problemi a chi non andava o da si fatta anti? Se sanai fai da imparare mo, cioè chi ti domanda sa oi de corriggere un studiasi scritto, ti duvai oppure a barra da si dà o commenti su sito? Grazie, sappo comprendi. Ti do fai di, Cassia, noi devo pubblicare in 2020, dunque a oggi è l'unica maniera di imparare cross, poi questa versione web non funziona, o con LibreOffice. Dunque consiglio a tutti di installare su complemento. È facile meda, in moi devo tengo già installato, dunque su bottone mio narra remove, però chi non lo tenéis installato, deve scegliere incaricare installa. Ok? Dopo velocizzare pago, che mi permettesi, l'altro programma che voglio adesso che io lì a fuori è DuckDuckGo, è un motore di ricerca alternativo a Google, che tiene di praticas proseticas di Google, che uso traduce in sardo. Difatti, quando imparai, posso far subire come ti tengo deu configurato Firefox. Vedete che deu ha configurato DuckDuckGo come ti su cercatori predefiniti. Dunque, se chi deu devo fare circa dizionario sardo o sardware, sì? In noi deu posso scegliere entre Google o DuckDuckGo. Sì? E deu in maniera predefinita impero DuckDuckGo. Sì, in maniera che aici posso evitare di imparare Google, che non è disponibile in sardo, e tenere problemi mera in conto di etica. A proposito, non tengo tempo su moi, però che ho lei imparare intelligenze artificiali in una maniera sicura, che impara da sa riservatezza vostra, Duck AI è una maniera interessanti da fare. Non li posso fare in noi, però do lasso do allumento vai. Ok, faremo un pago di pratica di traduzioni. Poi tacca in noi, su chi voi può preguntare, esti de combinare una pariga di questi programmi, vi uso chi tenete il tempo su de fai, può tradurre un pago.
Ok? Dunque, su primo esercizio che vi può proporre esti in pezzi de Telegram. Telegram deus cominciare a tradurre in su 2016, in casa noi anni a oggi. Recording is on. Esti sempre a disponimento in sardo, però se uso barrendi a goa meda con sa percentuali de traduzioni che te ne uso. Poi tacca crescenti, i stringas de traduci non te ne uso manus bastanti. Dunque, scaricai quindi teneisi gana Telegram po su telefono vostro, poi non si usa a focalizzare in pezzi di Android, però potete imparare fintas iPhone o sa versione desktop che io leisi, e dopo potete porre in sardo. Devo può brincare queste istruzioni e poi tacca ma vetto che si antaggiai con notas o facili de fai, però in noi diapositiva 71 e invenientisi fonti istruzioni si può duponni in sardo. Chi qualcuno tiene di bisogno di aiuto mi donarai che in noi vosa può lasciare in un momento può traballare a sola e vos aiuto. Ok? Dunque, brinco is diapositivas 71 finza su 77 e moi vos pregunto andando a 77 avere Telegram in sardo e osserva sa traduzioni. Osserva sa traduzioni a proposito non voglio is conversazioni is arregionus chi te ne uso, se unendi is stringas chi beniti de su programma. Ok? E ti pare di sta traduzione? C'è di qualcuna cosa che ti spanta o ti ziccada? Lisandro, puoi tornare a che con iPhone non è possibile? Dopo in sardo, intendi? Se si muda, Lisandro. Appunto, scusami, no, non mi danno da stasera, questa possibilità di scegliere su sardo, non c'è, in sta lista di lingue, non c'è. E questa ad Olumano è una delle conseguenze si può dare di una lingua non egemonica. Anda a sa diapositiva 71 e segui le istruzioni che ci sono scritte in unisi può duponni in sardo. Chi tenisi problema sta giù. Ma come ti faccio a tornare a sa 71? Cioè, da sa vostra a disponimento? Eia, castia, estinsa ciarrada, ti pongio sulle gongi torna. Sa ciarrada dei noi egizi, Sì. Avere is diapositivas, anda sa 71 e in unisi agatas as istruzioni poponni Telegram in sardo. Fai mesciri. Ok, qualcuno commento in pezzo su. Grazie a tutti. Qualcuno commento in pezzo su de cosa che hai osservato in sa traduzione di Telegram. Quale sia cosa, in noi sticetti commenti primo approccio, cosa che vos anti spantau, cosa che hai notato, cosa che io hai commentai. Amedeo, Lisinai, qualcuna cosa? No, io queria narrare che Telegram lo io già in sardo, dunque per me è ormai una cosa abitudinaria, non è che lo uso meda, però lo tengo già in sardo, ma le carcannetto a costare, ecco. Non vivo nulla di particolare, di riballare, insomma, pare che le cose che sono portate da sardo si comprendono bene, ecco. Grazie, Amedeo. Altro commento? Sì, scusami se stantono con questa cosa di iPhone, ma da sappo aperta i slide, ma non punti numerata, stanno su 71 che a corrisponde. Poi non punti numerata. Diventate PS numerate, però Castia ti da Ok, no, tenis a ragione, dobbiamo castare in sindice, ok? Andava. Okay.
non c'è sti problema. Atru? Seu No, preguntendi custo. ego, ego Antoni. Antoni. Ego Elionar ha tratto Telegram in sardo, pau pusa manco tanto l'avia esatto, che si gio su canale de Sardware. No, mi piaga me da suato mezz'ora o me dai Susanno, so, asas primas vabbè a me da allegas in particolare se traduiasa in una maniera namo opinabile. Però omo è stato bello, a tale difetto dependerà me lo scaricare, quindi bravo Sabiro. Grazie Antonio. E moi, a proposito, se dimandando commentus, dunque non ti mai sciuso che ci fonti errori, ci fonti problemi senza traduzione nostra, sciuca, sicuramente questo è un spazio sicuro, può dare le traduzioni in sardo, invito a fare commenti costruttivi, Marco. Devo piacetti Nike, devo tottu durante di ora a Telegram in sardo. Uota ia gatta un uveddu chi non mi dorrada, poi sicuramente scrivi Telegram quando una persona fa i disannus su e di bestia da estis anniversario su a cosa di aici. Io piacetti Nike devo questa cosa di assegnalare a Telegram e a Telegram a Sardware e mo desi cambiau, non c'è sti prusu s'anniversario, mo non mi ricordo che bessi di fai di annus o una cosa aici. Comunque se ponnai aperus se c'è sti qualche problema e si segnala da cose sa cambianta. Certo, e uso torrò grazie a me da Marco che questa traduzione da io fatta Deu e posso immaginare che Deu non sciopero sempre, non faccio sciopero su meglio su, però sì, quando agattaisi un problema di questo tipo, anzi sì, si intento mio Deu e quindi tenere su tempo su, esti a vos combirai o isatras a fare traduzioni su Telegram. Dunque, chi non c'è altro commento su questa traduzione, usa passai a 78 e a può preguntare con Telegram in sardo. Scusa Adriano, solo che abbiamo scritto del Telegram, come può dire, io puoi scrivere esa chat ma dell'un'ora direttamente. Quando andasi sa namusi su impostazione, questa cosa là, batto una bocca, invita amigos, che magari è più giusto cumbida, però non dico così, è una cosa che rifia, è una cosa che non può essere disabizzato, ecco. Ok, grazie. Marco. Non lo avrò a debatta su quelle invita cumbida. Però penso che questa poi scontisce finza si sa regione su che si fa in 3D hardware. Come cumbidai esti zerrai uno po' di già a buffai o a pappai. Chi due Sì, no, sono d'accordo, è che a volte lo impriamo speri un po' di dire che qualcuno magari come ti scapita per i visti. Io devo un vagus e cercando di imprare su voi due invitai, tornare invitai a un attopio, a un'altra cosa e combinai scetti se è un brangio o non so cosa dici. E difatti sì, grazie a Amedeo per il mentovai, poi tacca custa spunti tipos de dibatta chi te ne usa intro des hardware. Dunque a volte c'è sti dibatta, e questo è uno classico, no? A intro des hardware, con vida o invita, però mi dia pragide comparzire pure chi a volte non stia aici de importo su sciopero in su specifico, ma sa coerenza, poi tacca chi è uso scioperau con vida, nara? Su da importo esti chi tottu is traduzioni n'argenta convida a intro de Telegram. No in moi convida e in moi invita. Sì? Questo di adesso una traduzione fatta male. Grazie. Ok, un'altra cosa però che Amedeo ha now esti come testi settings in sardo a intro de Telegram.
Zavò che mi pare che non veste. Io ando direttamente in sa linea, però non batto una paragola. A mano manca in artu, batto a 3 linee, io clicco Q e bisogna tutto batto configurazione, forse scusa intendi tu. Configurazione. Ma non è unica terminologia che si impara da pocusto, come te ci hai in settings in un'altra maniera. Hai sagatai che ci sono i progetti di hardware che imparano impostazioni. Ponoso, sa cosa da importo è che ogni progetto sia coerente a intro del suo progetto. Sì? Ma voi in sardo non c'è se su vuoi assettiare, no? Assetti uso dunque. Sì, via no? Esti uno sciopero legittimo, valido, non lo conosco, non mi pare di che tu imperauso, però in questa lingua di ogni giorno, no, aspetti uso. Che tu, Lisandro, venisi a sardo e sei preso invitato e convitato e tipo la responsabilità di un progetto te usa incoraggiare a imparare a non anda bene, no, mi sa sbagliato. No. Molta poi te un po' di dessi però insomma no boh alligi puddo no estivolo posso vuoi duro su. Ok, dammi pure preguntas de esa diapositiva tanto. Scusa un secondo, Adriano, tanto usare una pennicca che come tu Arnau pregunta e invece in Telegram batta pregonta. Non dici così si estero ma te sono riballo una cosa andiamo schida, ecco. Sì. Che magari va certa video che non ha pregunta, certa video che non ha pregonta e non dico. Poi noi su show principali è che depidessi prima di tutto devi rispettare su cross, dunque chi su cross du dona da corretto, poi non so andare, satra sul livello di uso è che depidessi coerenti a intro questa traduzione e certo sempre che questa traduzione sia giusta. Dunque chi ha sagato preguntas anda bene, sempre quando non agattesi preguntas in un altro segmento. Questo deve essere un errore. Qualcuno ha notato che imparerà is o sos, poi articulus, qualcuno ha notato come ti da zerriau su questa zerriai, mutire o chiamare, e come ti uso tradotto language, uso tradotto lingua, uso tradotto limba. Limba de sicuro? Sì, jas e non is. Sì. Articolo, proviene. Poi esatto che non le tue. Aspetta, bello, muttire, forse è bello bene. Muttidas, giusto. Tutto questo tu sei preguntando poi vos fai comprendi che po Telegram uso scioperato sicuramente via da suo primo progetto che uso incarrerato con hardware e uso imparare una modalità di LSC settentrionali o centrali, sì? Poi altri progetti che se uso trabalhando in moi Firefox ponai tenere un modello per uso meridionali, dunque imparare su plurali is e i pronomini du, da, eccetera, imparare su lessico meridionali, eccetera. E sa, naro questo poi tacca finza ci sono i progetti usando imparare su lingua, che siano a questioni sensibili, da duscieuso, e forse di non comparzita di tutto, però poi su questi progetti da importo a fai biri che ha rispettato sa diversità, poi certi progetti sempre quando i progetti siano coerenti a intro di ogni progetto. Ok, in moi vos convido a oberri sul sito web hardware.org memorias e molto aggiungo Maria Vittoria. Avrei
hardware.org memorias, cercai su files archivo Telegram hardware ed incarcaisi pod aberri in Firefox. Ok? Aici ai sabiri su contenuto della memoria del hardware. Ai sabiri una cosa come ti accusta chi tengo in moi in si schermo. Sì? Codici, linguaggio informatico, come ti ho subito prima, con l'esempio del download. E chi dai già fatto, vos incoraggio a rispondere, a osservare, a cercare le traduzioni le preguntas de esa pagina 81. Come si è tradotto captions, links, view e privacy. E di foi dato in un momento. Maria Vittoria, se cercando le istruzioni proponi Telegram in sardo, Lisandro, che tu non ci sei rinescio ne manco in moi do conto, dunque, ponei si schermo mio, No, devo cesare rinescio. Anda bene, grazie. Dunque, Maria Vittoria, quando averi hardware, tocca salente e cerca su canale del hardware. Devi scrivere canale del hardware. Tada compari una cosa come ti accusta, che visi si schermo, sul logo del hardware. Dusu, preme sul bottone che narra aderi su canale. Tresi, tocca su messaggio appiccau, questo all'inai ti fa subire in moi una cattura. Quando a sapere su canale del hardware, tocca in noi, in sa parte superiore, a sapere incarca in noghe proponere Telegram in sardo. E quando dasi fatto, tocca a questo ligongiu, chi bisi in moi il si schermo. Ok? Chi non ci arrenescisi, a barrausu a postisi, come ti accabausu e t'aggiudo. In moi, ci funti rispostas a queste preguntas che ho fatto? Sei arrenesciuto a oberri sa memoria de Telegram? Pongio sul ligongiu diretto, in sa chat, aici lo potete leggere più facilmente. Is preguntas a chi fia fadendi funti. Come ti funti traduzioni de captions, links, view e privacy. Calincuna c'ha di provato. Non mi la che taberrere e tanno non lo posso leggere. Gloria, se Links è proprio il ligongiu. Non scevi, dopo vi uscite a paccudio, uscite a questa cosa, questa sta si donando troppo poco tempo, secondo me. Scusa, sei occorrendo che timo de non fai, de non lompia tutto. Gloria, se si imprendi Firefox? Ah no, vero. Tipo usando Google. Ok, Non lo seguro. acco in Firefox, sì, Chi come vi provo. Chi ipotesi, chi non ho tenis questa opzione di scaricare sa memoria, chi non stia aici comodo. Lisandro, ligongiu in Telegram non da sagattai. Imperau su meda ligongiu in hardware, però poi il progetto su che imperanta un modello meridionale dessa LSC. Sciesica teneus questa opzione di cercare di solito con Ctrl F e potete cercare captions
o link. In noi. Links. Bo, sicuramente io faccia de disperu, noi stessi scopo mio de fai disperai gente. Ok, Antoni, narrano spopregei viu. Tandego provio atau o visualizza o visualizzazione, ma viene a mostra, poi dopo atau una di tipo preview e mi pare hai di anteprima, traduio anteprima, quindi diverso. Questa cosa che si vorrebbe sciavare scetti sta di avere questa matta, questo arbore, scetti in inglese, mi pare, di boh. A poi provare a fare questa circa e mi compare in captions o privacy, ma non mi compare di nessuna. In capa se prendi... No, permettimi, Lisandro, tu fai questa circa in inglese, captions, e depois che stai pago pro in baixo, come ti devo tradurre. Insomma, entras, Lisandro, voglio commentare su canale Antoni. Antoni, tenis a regioni, poi tacca, sa pregunta prima un pago capziosa. View, può diresti un verbo in inglese, può diresti un sostantivo. Dunque, a po' questo, ci diffonti insomma anche una pariga di maniere. Quando esti un sostantivo, tu traduci come visualizzazioni, no? Sa pubblicazione tua attento d'uso views, in noi traduciamo visualizzazioni. Però quando esti view su messaggio, in noi di adepinai a mostra su messaggio, visualizza forse. Grazie de curso. Esatras captions, links. Captions, ma non ci punti. Boh. Poi ma non c'è una corrispondenza. Ma deve poi aver un file, no? Da questo memoria. Sì, questo che aver su primo linea. No. No, su primo no. Depisi avere questo che si serve a Telegram hardware e chi dopo posto in chat pure. Boh, cioè. Adesso imprendi tu su computer, dunque mi bene di male. Ok, no, non ti preoccupare. Vabbè, non ti vai in nuda. Castiai, sigai da desi schermo mio, dunque, devo circo caption, no? E in moi da gatto caption e assolta a gatto aggiungi una didascalia. Dunque, a costuminarada che questa sia una traduzione possibile. Mm-hmm. Proprio cosa con links pro Telegram e us imperau ligamenes, non ligongius. Mm-hmm. E l'ultima pregunta fia privacy.
Non sciu chi calincuno da agattau? No. Riservatesa. Ok, dunque, fadevo l'ultima parte di questo esercizio, io chi ha riuscito a fare una traduzione. E poi ho chi operesi la configurazione di Telegram in sardo, la configurazione come ti hanno Amedeo, funti queste 13 lineettas che ci funti in Android, in Artu manca, operei la configurazione, iscurrei in basso e cercai opzioni che si narra Telegram Premium. Ok. La pregunta è, agattai se c'è un problema? Una scantas appunto in inglese. Questo è un problema mannu. Poi tacca, se usufruendi un prodotto che è incompleto. Di ipotesi leggi una, Lisandro? Esprimo linea, go beyond the limits and unlock dozens of exclusive features by subscribing to Telegram Premium. Ok. Poi te non dice causo una, ci causo una frase che sia corta e semplice, che sia sempre in inglese. View the last seen and read times of others, even if you hide yours, maybe. But... devo cercare ancora più semplici. Duso fueddo, scetti, hai c'è adesso più facile. Saved messages. Giusto. Chi... message privacy. Message privacy, ok. Message privacy. Esti 2, 4, 6, state 7 opzioni del basso. Questo non è stimata professionale, però lo faccio dire in si schermo, no? Questo è di message privacy. Sì? Questo è un segmento che è ancora de traduci. Sicuramente non teneus manus e cervellos bastanti in hardware, nemos se sti posto a tradurre questo. Vos pari bene che provavo a tradurre moi e a sapere come istantaneamente questa traduzione avessi pubblicata per tutti i telefoni dei 20 persone che teneus in magia. Dunque, prima di tutto... Scusa, Adriano. Prima che andavo ad entrare su configurazione, poi mi sono un po' perdido. Qual è la bocca che dobbiamo scriccare? Scorre in basso della configurazione, adatta a Telegram Premium, e in Telegram Business. No, non Business, Premium. Ok. Premium, meglio. E in Gunisi, ma questa è questa sezione poroso pago interessanti da tutto Telegram, però secondo questi pago interessanti non devo tradurre. Okay. Però sti prena de segmento su de traduci. Dunque, prima di tutto, potete poni po pregere in sa chat, come ti diai a tradurre o isatras message privacy in sardo? Ok, si che a scrivere,
a cominciare questa proposta di Lisandro. Lisandro, casti acá, po su modello chi seus imperendi po custa traduzioni, imperaus is articulus settentrionalis e centralis. Duncas a if, in noi non dodiaus a imperai. Non est che non sia giusto, est giusto ed imperausu, esatto, però po custa o progetto ponosu di adesso un errore, una fadina a imperai is. Ed è per fare attenzione, poi taca dogna tanti e scappano. De sos messaggio, giusto. Invece Amedeo, messaggio privato, dia può funzionare, però questo è un titolo di una funzionalità. Nara da message privacy, in casa non è tanto un pezzo di chi sia un messaggio privato. Iranna. Non ti intendevo, devi attivare devi a luce sul microfono. Mi intendies? Eia. Io di mandare sicuramente ai nantis a Murnau de preferere a usare le linguas minoritarias. Si in questi casos namus privacy, pinzas si este inglesu, non li ha enuda a este una lingua branca? E se non sciobero, dia po' di funzionare. Non su in hardware però, e po' questo vos apo preguntau prima de fai sa circa intro de sas memorias, nos uso scioberau da imperare riservadesa, po' questo, po' privacy. Dunque, proprio cosa, Pieranna, che tu olisi bene con nos in hardware, sei invitata e convidata, e tu hai po' di imperare privacy, poi progetto su Tosu, però po' questo, po' una questione di coerenza, e usa imperare riservadesa, come antilessico, de sos messaggios, ok? Riservadesa de sos messaggios. Un'altra cosa che... Grazie a tu. Un'altra cosa che non hai trattato ancora, e non tenevo tempo su dusciu, però è che meda dei propostas vostras cominciano con minuscola. Questo di adesso sbagliavo. Repeti, cominciai in maiuscola. Però, maiuscola scetti a primo fueddu, no? Riservadesa de esos messaggios, a differenza dessa inglese. Ok, sciu che tengo scetti 5 minuti, mi pregunto su permesso a organizzazioni, Gloria, posso cominciare questa ultima attività? Sì, Adrià, Diana Reschi, sì, Paco Pruso manco sono restato schimbe minutos, come te che restua. Ok, usa provare de fai a salestra, dunque a castiai si schermo mio. Telegram impera da una piattaforma di traduzioni, a chi potete entrare, si cerca a translations.telegram.org. Deu appoggiai fatto su login, o esatto dove pesi fai e bosate a preguntare de approvai s'accesso de su telefono. Dunque, forse non tenevo tempo de fai, vos aggiudo a forasa de questa sessione. Però, castiai, chi devo andare a Sardinia, castiai che tenevo 11.000, quasi 12.000 segmenti de traduci ancora, che andavo a Sardinia, devo cercare message privacy. E noi abbiamo una serie di messaggi, message privacy, che sono tutti in inglese, questo è tipo Android. Lo vedi? C'è scritto. A può entrare in noi, mi dona una cattura di schermo di Telegram a onde questa stringa è pubblicata, vedi che sa cattura a mostra proprio su chi tengo in su telefono, sì? Con sottolineato, evidenziato message privacy, e noi mi dimanda, mi pregunta sa traduzione. Può accoppiare sa proposta riservadesa de sos messaggios e castiai bene. Siccome devo installare su Cross in Firefox,
in moi mi dona da sottolineamento a Rubio quando non riconosci di fueddoso. Non casa chi deo pongio de sos messaggius, questo sti sbagliato. E la può correggere con messaggios. Sì? O lo poni importanza in questo, poi tacca, come ti appunavo a suo comincio, se usi strantagendi un ecosistema di applicazioni possa traduzioni preferibilmente in maniera etica, libera e aperta, in sardo. Sì? In caso per questo incoraggio a tutti a contribuire e a imparare strumenti di questo tipo. Bene, in noi, riservatezza non è in su cross, però noi non teniamo bisogno della validazione del su cross. Noi usiamo scioperato da imparare riservatezza a prescindere da subinare da su cross. In noi, quando devo incaricare submit and apply, castiai può pregere sul telefono vostro, poi tacca questa traduzione ad essere pubblicata istantaneamente in tutti i telefoni del mondo. Dunque, su Telegram vostro ad cambiare. Lo faccio in moi, per Android, e poi esatto zoomeraisi, e insomma mentre lo faccio pure per iPhone, desktop e Mac. Lo faccio dire in moi su telefono mio, riservatezza dei suoi messaggi. Sì? Miracolo, narra Alessandro. Non sempre è di aici, non tutti i programmi che si usano permettono di fare questi flussi di traduzione aici todos. Però, se ho cercato o ho cercato in questa presentata, di incoraggiare su pruso dei agenti a s'accostare a noi e a aiutare a fare traduzioni stogas, come ti accustas, serve di certi a cominciare e castiai chi Deo quando ha cominciato non decidia nulla, ancora oggi, ancora oggi, sbaglio in meta. Se va capendo, l'ultima cosa che io li anai è una cosa simile con DuckDuckGo, che tiene di bisogno di stima e di amori, e ha lasciato in questa ultima diapositiva una serie di ligongios che forse conoscete già. Sicuramente i ligongios dei materiali cambiano sempre. Sa cosa meglio è stia sarvai questi due ligongios è sa Wikipedia sarda. Sa primo è dei materiali didattici e sa seconda è dei dizionari. E in noi ci funti tutte le risorse pubblicate in internet con i ligongios attualizzati. Sarvai queste diapositive aici du stendisi. S'altro punto è una serie di video lezioni che ha fatto po' su governo di Sardegna in su 2020, che non sbaglio, onde ha trattato queste e altre questioni in dettaglio. Funti 5 video lezioni, ma non mi ricordo del canto, forse un'ora, una cosa di aici. Mescamente po' gente che lavora con docenza in scuole di Sardegna, dunque ci funti una serie di attività docenti che propongo in sardo e in aligherese, questo tutto in YouTube, funti 5 e 5. Ho lasciato finza su un epilogo sa cercadora indigena Yasnaya Aguilar Gil, de sa comunità di Mixe, de Messico, che narra prosamanco che a rescatar la lingua non significa lasciarti impulsare garas di poesia o canzonette tradizionali. Sul movimento indigena si deve di pensare e discuti in is linguas proprias, in is linguas minorizadas. E un'altra cosa che tengo a sottolineare è che è probabile che meda delle azioni che fa Deus non siano sufficienti, non bastano, però dovete fare su proprio. Dunque, grazie a Meda, se va a disponimento, Sciuca, non tengo meda tempo, dunque, chi io lei devo tengo ancora qualche minuto po' di mandas e dudas, se no, mi potete iscrivere in calesiada de custos sistemas. Grazie a Torra Hans Limbas,
tengo ganas de ver is sesiones invenientes. Gracias, Meda.